Cari amici di HTO, oggi ci troviamo in una delle città più suggestive d'Italia e direi anche del mondo. Però non voglio dirvi subito dove siamo, voglio anzi darvi dei piccoli indizi e vediamo se insieme riusciamo a scoprire dove sono. Allora, un piccolo indizio: laguna, leone, maschere. Ci siete arrivati? Non ancora? Allora, altro indizio: gondola, ponte di Rialto, Ponte dei Sospiri. Penso che adesso insomma siamo già sulla buona strada. Altro che posso dirvi? Piazza San Marco. Ebbene sì, cari amici, avete indovinato, siamo a Venezia, una delle città più romantiche del mondo. Oggi vi porteremo alla scoperta di questa città e non solo dei punti che tutti conoscono, che tutti i turisti conoscono, ma anche in quelle parti che non sono molto conosciute, ma che sono altrettanto belle e suggestive da vedere insieme. Adesso io sono sul Ponte degli Scalzi, che è uno dei 4 ponti che attraversa il Canal Grande. Sotto di me c'è il Canal Grande, mentre di fronte potrete notare la stazione di Santa Lucia, mentre in fondo si vede il Ponte di Calatrava, che è un altro dei 4 ponti che attraversa il Canal Grande. Sta arrivando un vaporetto, fra poco attracca e come potete notare è pieno di turisti. Inizia la nostra passeggiata attraverso le calli di Venezia e adesso attraverseremo Rio Terà o Lista di Spagna. Andiamo insieme. Sono ora sul Ponte delle Guglie e alla mia sinistra potete osservare il Canal Grande in fondo, mentre alle mie spalle sempre abbiamo la calle Rio Terà o Lista di Spagna, o più comunemente chiamata Strada Nova. Alle mie spalle potete notare uno dei tanti caratteristici canali che attraversano Venezia. Potete notare anche una bricola, così viene definita qui a Venezia, che era appunto questo palo che serve per ancorare le barche. E poi sempre alle mie spalle potete notare, anche se adesso è chiuso con dei mattoni, uno dei classici ingressi per le barche che avevano i palazzi qui a Venezia. Diciamo il nostro garage, ecco. Noi ci chiudiamo le macchine e loro naturalmente era riservato, insomma, questo ingresso era riservato alle barche. Adesso ne vediamo una che si sta avvicinando. Amici, che dire? Alla mia sinistra un negozio con gli abiti tipici del carnevale veneziano. Si rimane senza parole, sono davvero stupendi, molto molto belli e naturalmente anche con le maschere tipiche qui del carnevale veneziano.
Siamo ora sul traghetto di Santa Sofia che ci traghetterà appunto lungo il Canal Grande da una parte all'altra. Siamo scesi dal traghetto di Santa Sofia e siamo arrivati al mercato del pesce. Naturalmente voi il profumo del pesce non potete sentirlo, ma noi sì, ed vi garantisco che è un ambiente bellissimo, davvero stupendo, molto suggestivo anch'esso. Questa alle mie spalle è la targa in dialetto veneziano che indica le lunghezze minime permesse per la vendita del pesce. A fianco del mercato del pesce c'è anche il mercato della frutta, tipico, tradizionale qui a Venezia. Ma potevate mai immaginare che il Canal Grande poteva ospitare anche il mercato della frutta? Beh sì, a Venezia tutto si può. Alcuni dei prodotti tipici qui di Venezia che possiamo trovare naturalmente nei mercati veneziani sono gli asparagi bianchi e i fondi di carciofo. Alle mie spalle il ponte di Rialto, alla mia destra una gondola in tutto il suo splendore
Mentre sempre alle mie spalle, però un pochino alla mia sinistra, c'è anche una coppia di sposi che hanno deciso così di celebrare il loro matrimonio nella città più romantica del mondo. Alle mie spalle vedete il ponte di Rialto da un'altra prospettiva, con ad ambo i lati i tipici negozi chiusi. Finalmente siamo sul ponte di Rialto, uno dei ponti più famosi di Venezia, dei 4 ponti che attraversano il Canal Grande, e infatti alle mie spalle potete osservare il Canal Grande. Vi garantisco che da qui lo spettacolo è bellissimo, c'è una vista stupenda. Potete vedere Palazzo Contarini dal Bovolo. Questo palazzo è stato costruito tra il 3 e il 400 proprio per i Contarini e però è stata poi impreziosita nel 400 con questa scala a chiocciola che in veneziano significa, appunto, si dice Bovolo. Per questo fu poi denominata Palazzo Contarini del Bovolo.
mia sinistra potete vedere un esempio dell'arte della lavorazione del vetro che ha reso Venezia famosa in tutto il mondo. Siamo ora al bacino Orseolo dove attraccano le gondole. La gondola naturalmente è il mezzo normale, insomma, qui di trasporto di Venezia. Per noi le macchine e per Venezia la gondola. Amici, ammiriamo insieme i capolavori dell'artigianato veneziano. Amici, ci siamo arrivati. Andiamo a scoprire che cosa è celato dietro questa tenda.
è il Ponte della Paglia ed è un ponte di Venezia che attraversa il Rio di Palazzo in prossimità del Palazzo Ducale e come potete vedere è molto frequentato. Andiamo a scoprire il perché. Scoperto l'arcano. Ecco perché il Ponte della Paglia è uno dei ponti più frequentati a Venezia, perché ci dà l'opportunità di vedere il Ponte dei Sospiri qui alle mie spalle, che è uno dei ponti più famosi a Venezia e che collega Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove. State ora vedendo l'Arsenale, che era il cantiere navale della Repubblica di Venezia, o meglio conosciuta come la Serenissima.
Attenzione.
Michela Cossidente per HTO, Ponte di Calatrava, Venezia. Un cordiale saluto.